grazie dottore. Non so se ci darà delle informazioni meno allarmanti di quelle che ho dato io, ma proverò a essere meno allarmante. sì, lo dica ai giovani soprattutto. Sì, no, infatti, innanzitutto vi porto i saluti del Presidente dell'Istituto, l'Avvocato Gabriele Fava, che doveva essere qui e non ha potuto essere presente, e quindi cercherò io di illustrare il tema. Effettivamente, quando si parla di previdenza, quando parla l'Istituto, spesso si pensa agli anziani, d'altra parte siamo in un contesto di stati generali della terza età, ma il tema del sistema pensionistico non riguarda gli anziani oggi, quindi c'è un tema di contemporaneità effettiva, nel senso che noi oggi viviamo il contemporaneo, lo diceva la vice sindaca, e lo viviamo nella misura in cui parliamo ai giovani, quindi noi che in qualche modo rappresentiamo la terza età o siamo operatori che lavorano nell'ambito della terza età, stiamo parlando ai giovani. E quando si parla ai giovani si parla anche di una prospettiva demografica, lo sappiamo, i dati che sono nella slide lo dicono, sostanzialmente abbiamo un paese, il nostro, l'Italia, che è in progressivo invecchiamento, c'è una riduzione della popolazione residente e popolazione attiva, e abbiamo anche una riduzione di quello che è il rapporto tra i lavoratori attivi e quindi le persone in età lavorativa rispetto alle persone che appunto vivono in Italia. Questo rapporto chiaramente rischia di mettere in crisi il sistema, rischia nella misura in cui ovviamente c'è anche un tasso di natalità che è in riduzione. Noi abbiamo sostanzialmente una proporzione che progressivamente negli anni porterà la maggioranza della popolazione nella fascia d'età non lavorativa rispetto a quella lavorativa, e questo evidentemente genera una condizione di potenziale squilibrio. Quando però si parla di sistema pensionistico si deve pensare da un lato il tasso della natalità è rilevante, veniva ricordato prima, i nati nel 59, i nati nei primi anni 70, io sono del 73, quindi nel mio anno sono nate più o meno 700-800 mila persone, oggi meno della metà. E questo evidentemente porta a squilibri. Però quando si parla di sistema pensionistico, se ci limitassimo a pensare al sistema pensionistico faremmo un errore, perché il sistema pensionistico è un di cui del sistema paese, del sistema imprenditoriale, del sistema economico, quindi non è che va in crisi il sistema pensionistico e tutto il resto funziona. Se va in crisi il sistema pensionistico ce ne siamo accorti molto prima, è andato in crisi qualcos'altro, è andato in crisi il sistema. Appunto siamo in Veneto, ci sono dei dati che sono ovviamente della regione Veneto, dati che confermano sostanzialmente il saldo negativo delle nascite, e quindi questo chiaramente incide in maniera evidente, è un dato regionale ma che ovviamente è un dato confermato anche a livello nazionale. Abbiamo un invecchiamento, abbiamo una speranza di vita maggiore, la speranza di vita maggiore evidentemente fisiologicamente ci rincuora, ma porta con sé, veniva ricordato prima, anche una condizione potenzialmente di malattia e quindi anche di cure che sono necessarie nella forma e nelle modalità che venivano ricordate. Quello che dobbiamo pensare è che a fronte di situazioni oggettive noi abbiamo due possibilità: o guardare solamente al sistema pensionistico e quindi fare in modo che la riforma del sistema pensionistico in se stessa stia in equilibrio. Il legislatore nei primi anni 90 lo ha fatto, tutto sommato anche con la legge Fornero è stato completato il sistema per tenere in equilibrio il sistema pensionistico. Però tenere in equilibrio un sistema pensionistico nella misura in cui lo leggiamo come banalmente entrate e uscite non significa avere un sistema che in qualche modo risponde ai bisogni della collettività. Quindi se prima si parlava del malato, si parla della persona, si parla di quello che è la condizione di vita delle persone, noi dobbiamo puntare non solo a un sistema in equilibrio, a un sistema che regge, ma a un sistema anche che risponde positivamente ai bisogni delle persone. E allora abbiamo una percentuale di PIL che in qualche modo è impegnata nella spesa pensionistica e vedete la progressione. Chiaramente abbiamo i baby boomer, abbiamo i nati negli anni 60 che progressivamente ormai in pensione o in fase di pensionamento, e quindi c'è una curva di aumento della spesa pensionistica sul PIL. Queste sono le previsioni, vedete che dal 2000 più o meno, dal 2040 in poi c'è una riduzione
della spesa, proprio perché le riforme che ricordavo prima, dei primi anni 90 della legge Fornero, creano le condizioni appunto di un sistema in equilibrio, sistema contributivo, metodo di calcolo che molti di voi conoscono. È anche vero che una percentuale di PIL si può come dire, vedere in aumento o in riduzione in funzione del PIL, quindi dobbiamo puntare anche da questo punto di vista alla crescita economica. Allora, se le criticità che abbiamo individuato sono l'invecchiamento demografico, il pensionamento della generazione appunto del baby boom, l'aumento delle pensioni rispetto agli occupati, dobbiamo anche immaginare quali sono le soluzioni. E le soluzioni le dobbiamo immaginare di due tipi, soluzioni immediate o comunque del breve termine e soluzioni di prospettiva, perché chiaramente gli ingredienti per dare una risposta a un problema complesso non è un solo ingrediente, non sono due, ma sono una composizione di ingredienti. E spesso e volentieri quando si parla di ingredienti si parla anche di attori, se si parla di attori si parla di una molteplicità di soggetti, siamo abituati, parlo da pubblica amministrazione, ciascuno a ragionare in termini verticali, cioè rispetto al proprio io, rispetto alla propria soggettività, alla propria condizione di istituzione. Quello che invece dobbiamo imparare a fare, e devo dire che in Veneto si riesce a farlo bene, io sono direttore regionale del Veneto da 3 anni e la collaborazione con gli istituti, gli enti, i soggetti che sono in Veneto è fisiologicamente portata alla condizione di lavoro in rete, nonostante una caratteristica probabilmente del Veneto, per cui diciamo, la particolarità territoriale di ciascuno è ben nota e la conoscete meglio di me, però la collaborazione istituzionale questa l'ho riscontrata in maniera molto evidente. Ma noi abbiamo condizioni a cui dobbiamo sostanzialmente riuscire a rispondere, quindi da un lato dobbiamo immettere e favorire nuovi lavoratori perché dobbiamo aumentare la base imponibile dei contributi, dobbiamo sostanzialmente aumentare quello che è la ricchezza del Paese, dobbiamo creare anche una condizione di passaggio di competenze perché noi siamo in una fase temporale di coorti anagrafiche che vanno in pensione in maniera massiva e che sostanzialmente fanno perdere al sistema produttivo delle competenze che non sono immediatamente possedute tutte dai lavoratori giovani che si immettono nel mondo del lavoro. E quindi dobbiamo anche in qualche modo provare a rallentare l'uscita in termini volontari, il bonus Giorgetti in qualche modo risponde a questa esigenza proprio per cercare di dare dei vantaggi economici rispetto all'aliquota contributiva a carico dei lavoratori per chi permane nel luogo di lavoro. E quindi dobbiamo lavorare sulle entrate dal punto di vista della contribuzione, le uscite, in qualche modo le riforme hanno già portato i loro risultati, ma quello che noi oggi siamo chiamati a fare non è più, ritengo, lavorare tanto sul sistema pensionistico del tipo innalzamento dell'età della pensione, modifica del calcolo che ormai è contributivo, modifica dei coefficienti con cui viene calcolato l'importo dell'assegno pensionistico, ma dobbiamo dare uno sguardo più attento e forse più evidente a quelle che sono le entrate contributive in termini di chiaramente sviluppo, investimento rispetto allo sviluppo, quindi al mondo delle imprese. Ecco perché siamo qui, Stati Generali della terza età, ma forse il focus per dare una risposta alla terza età è puntare sui giovani, è puntare sullo sviluppo delle competenze dei giovani, sulla formazione e peraltro, come dire, in Veneto c'è una esperienza collaudata in termini di formazione professionale, in termini di luoghi che possono in qualche modo svolgere questa funzione appunto in maniera coordinata. A livello di istituto, a livello nazionale sono state fatte alcune politiche, alcune scelte, il sistema informativo inclusione sociale e lavorativa che è stato istituito presso il Ministero del Lavoro, realizzato sul piano informatico da INPS, è uno strumento che viene associato istintivamente alle due misure ADI e SFL, quindi due strumenti che hanno sostituito il reddito di cittadinanza, ma in realtà è uno strumento, un'infrastruttura telematica fondamentale perché mette in rete a livello nazionale quelle che sono diciamo, domanda e offerta di lavoro e quindi in una prospettiva di crescita e di facilitazione di quello che può essere appunto la crescita economica. E non è un fattore irrilevante, poi probabilmente l'intervento che farà anche Tiziano Barone di Veneto Lavoro più tardi darà degli elementi utili in questa prospettiva e sono tutte attività che in collaborazione INPS, Regione Veneto, Veneto Lavoro cerchiamo di fare e abbiamo fatto nel nostro territorio. Un accordo appunto tra INPS firmato dal Presidente Fava
e dal Presidente Zaia a fine dell'anno scorso e che è stato attuato quest'anno, è proprio una modalità sostanzialmente di incentivazione della formazione per i giovani o comunque per chi deve ricollocarsi nel mondo del lavoro e degli incentivi anche alle imprese che assumono per lavoratori in disoccupazione. Allora, questi sono diciamo, delle tessere del puzzle che dobbiamo costruire per riuscire a vincere quella sfida a cui facevo riferimento. Altrettanto, se noi pensiamo al mondo produttivo, abbiamo una condizione, per ragioni internazionali, di congiuntura economica, quindi situazioni anche esogene al contesto specifico regionale e italiano, a maggior ragione regionale, che però ha degli effetti sulla nostra economia. Noi abbiamo un momento in cui tra il 2023 e il 2024 le domande di cassa integrazione sono aumentate del 50%, tra il primo semestre 2024 e il primo semestre 2025 le domande di cassa integrazione sono aumentate di un ulteriore 50% e questo significa evidentemente una condizione di difficoltà, una difficoltà che è temporanea ma che, come vedete nella diciamo, sequenza temporale, ha una sua persistenza. Questo significa anche da parte degli imprenditori probabilmente una certa diffidenza o prudenza all'investimento, all'innovazione, perché la prospettiva economica è ancora incerta e il settore del tessile e della moda è uno tra quelli che a livello di ammortizzatore sociale di cassa integrazione risente una maggiore domanda di cassa integrazione e soprattutto una maggiore fruizione di ore di cassa integrazione richiesta. Ecco perché il protocollo che è stato siglato anche con la Regione su questo ambito credo che sia importante nella misura in cui possa dare delle risposte nella prospettiva di crescita a cui facevo riferimento. Se poi pensiamo all'immissione del mondo del lavoro dei giovani, delle donne, perché noi abbiamo in Veneto una condizione sostanzialmente di disoccupazione, possiamo dire zero, poi lo vedremo in una slide successiva, ma abbiamo una disoccupazione al 3%. Alcune province, probabilmente Vicenza, anche inferiore al 3%, a fronte di un dato nazionale più che doppio. Quindi le risposte che si possono dare a livello locale devono essere mirate perché non c'è una necessità diffusa di collocamento al lavoro, ma c'è una necessità di mettere nel mondo del lavoro settori specifici, competenze specifiche e evidentemente contesti particolari. Allora per fare questo bisogna investire sulle famiglie, prima si diceva la famiglia si fa carico anche della cura familiare, per poter farsi carico della cura familiare dobbiamo però evitare che ci sia come dire, una condizione di contrapposizione, mi faccio carico e non lavoro o lavoro e non posso farmi carico. Allora ci sono alcuni strumenti che sono di natura economica che ho indicato nella slide, alcuni congedi, alcune riforme normative che in qualche modo cercano di conciliare appunto questa condizione. Poi siamo a Vicenza e sul tema della disabilità che veniva ricordato dal Ministro nel saluto iniziale abbiamo sperimentato e stiamo sperimentando la disabilità qui a Vicenza dal 30 di settembre, anche questo con una collaborazione molto positiva e ringrazio il dottor Spano per questa attività congiunta che stiamo svolgendo tra INPS e Regione con le USL 7 e 8 qui del territorio proprio per affrontare anche questo tema, perché non c'è solo il tema della disabilità, ma la disabilità è comunque un contesto che può inserirsi anche nel settore della terza età o in un contesto nel quale la famiglia con una persona con disabilità non può stare nel mondo del lavoro, non può farsi carico anche della cura dell'anziano e quindi è comunque un contesto che dobbiamo vedere a 360 gradi. Questi sono, come dicevo, i dati del Veneto che sono diciamo, migliori del dato nazionale, ma in qualche modo confermano una stabilizzazione di alcuni rapporti di lavoro a tempo indeterminato, quindi una condizione positiva per il mondo del lavoro, perché chiaramente se hai un tempo indeterminato, una continuità lavorativa, una capacità di reddito che si prolunga nel tempo in un contesto di pensione calcolata col metodo contributivo, avrai una pensione che in qualche modo corrisponde a una continuità e non avrai diciamo, un assegno eccessivamente basso. Questo soprattutto se lo guardiamo poi per il mondo femminile perché c'è poi anche un divario di genere significativo perché noi oggi abbiamo le donne in pensione che percepiscono sostanzialmente, se guardiamo al fondo pensione lavoratori dipendenti, quasi il 40% in meno di pensione rispetto agli uomini e questo evidentemente è una condizione particolarmente difficile. Noi
Se pensiamo poi appunto agli anziani, vediamo che c'è anche una condizione di persone, poi qui il range di riferimento è tra oltre i 50 anni fino a 74 anni, di persone che lavorano con una concentrazione che è una concentrazione sia di età anagrafica rispetto al 10% complessivo, sia anche una distribuzione nel nord-est, quindi a livello nazionale, di persone che nonostante siano in pensione comunque continuano a lavorare, e questo lo vediamo anche rispetto alla condizione di genere, la condizione di istruzione e il lavoro dipendente autonomo. Questo quindi in qualche modo ci dà anche una fotografia su una condizione di continuità lavorativa che è fondamentale per il mantenimento evidentemente economico delle persone, ma allo stesso tempo è fondamentale anche per il passaggio delle competenze a cui facevo riferimento e alla continuità che noi dobbiamo garantire. Si è bloccato. Perfetto. Questi sono sostanzialmente i costi che vengono sostenuti nel sistema pensionistico, quindi entrate contributive e voci quindi generali, e allo stesso tempo l'aspettativa di vita condiziona anche quello che è l'età anagrafica, quindi sostanzialmente la vecchiaia, si va in pensione. Ovviamente noi abbiamo un sistema che in automatico garantisce la sostenibilità delle tenute dei conti. Il tema è, ok, va bene la tenuta del sistema, dobbiamo comunque non dimenticarci che non sono numeri, non siamo in un bilancio aziendale, siamo in un bilancio sociale, e nel bilancio sociale ci sono le persone, quindi dobbiamo tenere conto che da un lato devono tornare i conti e dall'altro lato però dobbiamo anche avere una condizione positiva. Un cenno esclusivamente al dato degli esoneri contributivi, che potrebbe sembrare come dire, in qualche modo non centrato rispetto agli stati generali della terza età. In realtà se noi abbiamo questi importi che fanno riferimento al costo per 1,8 miliardi per l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, 150 milioni di euro per le donne, i 17 miliardi dell'aliquota contributiva che viene sostanzialmente al di sotto di una certa soglia azzerata, e quindi un aiuto alle retribuzioni delle famiglie e delle persone, allo stesso tempo 1 miliardo bonus mamma e 3 miliardi per l'apprendistato e quindi sostanzialmente per l'inserimento nel mondo del lavoro sostanzialmente dei giovani con una funzione anche formativa. Vediamo che c'è un investimento complessivo significativo rispetto a quello che è il mondo del lavoro e la crescita economica, che può non essere magari sufficiente, ma che è comunque da considerare in relazione poi alle politiche che dobbiamo fare. Queste sono sostanzialmente, diciamo, le attività che si deve immaginare, no? Quindi si parlava prima dell'anziano che non deve, diciamo, in quanto tale essere messo da parte, ma che deve far parte della nostra contemporaneità, della nostra vita, della nostra quotidianità, e quindi l'attenzione alla persona è al primo posto, e credo che puntando proprio alla persona e guardando i numeri in qualche modo freddi diciamo, dei bilanci, dobbiamo però trovare il calore della vita delle persone e dare delle risposte in quella prospettiva. Quindi io dico sempre che la previdenza è una cosa per giovani, gli anziani in qualche modo poi la vivono quotidianamente, ma l'attenzione che dobbiamo rivolgere è verso i giovani. Non a caso come INPS Veneto facciamo ogni anno coinvolgiamo circa 2000 studenti all'anno di scuole superiori per la formazione previdenziale affinché appunto possano averne consapevolezza. Grazie. Grazie al dottor Pagano, al quale volevo fare un appunto e chiedere una cosa. Primo è che quando ci mandate in pensione, io sono molto prossimo, non è... Vedremo. Sì, no, vedremo niente. Vedremo in base alla domanda che mi fa. No, volevo dire, non ci mandate con la pensione di diversamente giovane, ma con la pensione di vecchiaia. Dipende, anche quella anticipata, non la chiamiamo più di anzianità. Va bene. E la seconda cosa è, lei suggerirebbe a un giovane un'assicurazione di previdenza integrativa? Io penso che la previdenza complementare, tra l'altro abbiamo un'esperienza in Veneto non indifferente,
sia un'opzione assolutamente da considerare. È chiaro che per poter investire una quota di reddito nella pensione complementare, nelle varie forme che esistono, bisogna avere un reddito che in qualche modo lo consenta, però se c'è una possibilità economica per farlo, se io fossi un po' più giovane lo farei sicuramente. Lei lo sa che può farlo prima dei 65 anni Lo so, e ne la sono ringrazio.